Invece passiamo alla questione immigrazione, perché è sempre bella carica. Al telegiornale e anche un po' insomma le ANSA, tutte le informazioni hanno dato alcuni numeri. Dicono il Veneto ha già 6.337 profughi o 6.537 e dovrà farsi carico di altri 2.075. Lei ha sempre detto 0, disponibilità 0, però qui ne arrivano e adesso bisognerà trovare questi 2.075 posti. Come si fa? Guardi, io le continuo a dire la mia posizione, che è quella di dire che noi siamo assolutamente solidali con chi scappa dalla morte e dalla fame, ma non con chi arriva qui ed è un immigrato come economico, come vengono definiti. 2 su 3 non c'entrano niente con i profughi. Quanto all'ospitalità non dipende dalla regione, perché vorrei ricordare che il governo destina le quote alle prefetture e le prefetture poi mandano sui territori, punto. Non c'è altro da aggiungere, nel senso che la nostra posizione politica è di totale contrarietà. Abbiamo votato sempre di no su tutta la linea, questo è l'atteggiamento di Roma. Però sembra che la Lega si sia ammorbidita su questa questione. Già Salvini ha ammesso proprio ieri che lui ospiterebbe un profugo a casa sua. Lei lo farebbe? Ma sì, guardi, io non avrei nessun problema a aiutare una persona che scappa dalla morte o dalla fame. La verità è che, ripeto, 2 persone su 3 comunque non scappano dalla morte o dalla fame. Pensi solo che in Veneto ci hanno inviato nel totale il 22% dei senegalesi. Non mi risulta che il Senegal abbia guerre, abbia sommosse, muoiano di fame o quant'altro. Ecco, Salvini ha detto che lui abita in un bilocale, quindi 1. Lei magari più di 1? Visto che... Beh, guardi, io eviterei di rispondere a una domanda come questa, mi scusi Barry, perché poi diventa anche poco rispettosa nei confronti di chi veramente ha bisogno. Sì. Cioè non è che qua facciamo la lotteria di quanti ne ospitiamo. Diciamo che noi siamo assolutamente, penso di parlare a nome di tutti i veneti, che nei confronti di una persona che è in difficoltà siamo a disposizione. Non a caso una persona in 5 in Veneto fa volontariato. Sì. Bene, no, comunque va benissimo, per carità. Grazie e buon viaggio, buona giornata. Grazie a voi. Presto. Buongiorno a tutti. Tutto compreso, per dirla tutta.